Ciao a tutti, sono partito a far vedere anche a mo' il trailer del programma della Fiera del Vignale. Perché? Perché un mese dopo, il 13 di novembre, è passato un mese dalla fiera, e è vero che ne avevamo parlato un po', avevamo annunciato il programma e ho già fatto un primo ringraziamento successivo a questa festa. Vorrei rinnovare i ringraziamenti, veramente perché se le cose hanno funzionato, come hanno funzionato, è stato perché tante persone hanno collaborato. Diciamoci anche chi poteva collaborare non l'ha fatto e vediamo sta di che magari ha messo i bastoni in giro, come si può dire. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, non quello mezzo vuoto. E sicuramente, come avevo scritto in questa presentazione che era un po' diramato in giro, ho scritto l'altissimo ci vuole bene, perché effettivamente è chiaro che abbiamo il tempo atmosferico, dipende quello che c'era veramente il meglio che ci si potesse aspettare. Cioè una giornata con quella del 13 ottobre, ovviamente domenica, la seconda domenica di ottobre, con bel tempo, il sole, ma non il sole molto forte, che c'era un po' qualche nuvoletta, ovviamente non è piovuto e non tirava vento, quindi veramente molto bello. Espositori, associazioni di volontariato, coltivatori diretti, hobbisti, spunti musica, tutto quello che aveva previsto un programma che si è svolto. E poi le serate precedenti e successive. Ecco, la serata ospiti della scuola cattolica Don Bosco con la serata dedicata da Effetto Terra al commercio solidale. Il tema fu ehm, chi decide cosa mangi a quale prezzo, perché era venuto anche il presidente nazionale di Alto Mercato, cioè Alessandro Franceschini, e l'11 all'Auditorio Tirane, altra serata Che ore sono, con Fabio Savian, il nostro concittadino esperto di mnemonica, cioè di orologi solari meridiane, che poi siamo andati a vedere il sabato pomeriggio. Poi invece successivamente alla fiera, il giovedì 17, siamo stati ancora in Tirane come l'11 per la serata fatta in collaborazione con il CAI, l'Alpino Italiano, e il film Italia K2 nel 70° anniversario della conquista della seconda cima più alta del mondo da parte della spedizione italiana, appunto nel 1954. E poi la serata in poesia e musica, che di solito dedichiamo alla canzone e alla poesia soltanto milanese, quest'anno è anche di canzoni italiane, il 24 di ottobre. Perché? Perché il Comitato Magretti, che appunto ricorda la figura di questo illustre concittadino, scienziato e anche ciclista, Paolo Magretti, appunto, nel 170° della nascita e nel 20° della costituzione di questo comitato. Lo ricordo perché tutte queste, la cosa bella di quest'anno è che tante persone, tante associazioni, gruppi ci hanno interpellato, ci hanno coinvolto, hanno voluto farsi coinvolgere per dire facciamo delle cose insieme, proponiamo alla cittadinanza qualcosa e permettetemi qualcosa di qualità. Anche qui non è per gasarci, per dire tante cose positive sono proposte in città. Modestamente appunto abbiamo proposto, mi sembra, delle cose di livello notevole dal punto di vista qualitativo, perché appunto esponenti a livello nazionale o proposte appunto che sono proposte da livelli nazionali nella nostra città mi sembra una cosa più che decorosa e a volte si usa il termine provincialismo per dire le cose che ci si lega soltanto magari al proprio orticello e non si guarda oltre. Secondo me il provincialismo forse è quello di chi insomma, che magari si va a Milano a vedere le iniziative perché siccome le fanno a Milano, ma ci sono cose anche fuori che sono fatte in modo
serio e con proposte di qualità. Questo se volete poteva essere un sassolino nella scarpa che ci siamo posti, ma dico questo per molta serenità per dire come sono andate come vanno le cose. Dunque, che oltre che evitare i ringraziamenti, spero di preparare una bella edizione per anche lei, perché sarà quarantena e in realtà mi auguro che si possa fare qualcosa di bello. Intanto vi saluti, vi ringrazio anche tutti quelli che hanno passato il programma, che hanno diramato, esteso, proposto in giro. Vi ringrazio e come al solito ciao a tutti.